Continua il dibattito sulla promozione del video con i simboli nazisti. Interviene oggi la CGIL di Agrigento attraverso il segretario generale Alfonso Buscemi, che ha condannato l'inclusione delle due svastiche nel video promozionale per Agrigento, capitale della cultura 2025. Le svastiche sono state visibili in un filmato che intendeva celebrare la città e la sua candidatura, ma la presenza di questi simboli nazisti ha suscitato reazioni negative. Alfonso Buscemi, nella sua qualità, ha espresso preoccupazione per il messaggio offensivo che tale simbolo porta con sé, ricordando le atrocità legate al nazismo, sottolineando che tale contenuto non avrebbe dovuto trovare posto in una promozione culturale. Tutto ciò avviene mentre le camicie nere sfilano provocatoriamente nel centro di Bologna, i capi di movimenti che si richiamano al fascismo aggrediscono la sede nazionale della CGIL e tanti altri episodi simili nel silenzio assoluto del governo nazionale e di esponenti politici locali. Dopo la lenta partenza per i preparativi di Agrigento, capitale della cultura, avremmo voluto parlare di un piano infrastrutturale che accogliesse i turisti nella città. Ci sarebbe piaciuto, continua Buscemi, poter parlare della riapertura dei tanti ponti chiusi da decenni, delle strade dissestate messe a nuovo, dei parcheggi inesistenti consegnati alla città, del potenziamento del corpo della polizia municipale. Purtroppo nulla di tutto ciò è stato fatto e nulla appare all'orizzonte. Pensiamo che nulla resterà per la città e la nostra provincia di tutto questo dopo il 2025, considerato che quello che si registra è la preparazione di spettacoli con costi che ai più sembrano ingiustificabili. Ci piacerebbe tra qualche mese poter affermare di esserci sbagliati, ma le premesse non sono proprio queste. Intanto sulla vicenda interviene il sindaco Franco Miccichè, affermando che il video lo farò modificare. Il progetto cartaceo, continua Miccichè, prevedeva la storia di Agrigento dei 2600 anni, nessuno pensava che venissero inserite anche le svastiche naziste, perché Agrigento il nazismo non l'ha mai vissuto, che anche però un'indagine aperta al comune, sto sentendo il produttore, afferma il sindaco Miccichè, per fare modificare il video mapping. Nel progetto non era inserito alcun riferimento. Il video è stato creato dall'artista Elisa Nelli, la cifra prevista per la sua messa in opera è di circa 149.000 euro.